900 piccole e medie imprese rappresentate nel Padovano per Confapi, che traccia un bilancio ottimista dell'andamento della produzione industriale del 2022, che si chiuderà con un PIL a più 3,8% in Veneto, a livello nazionale siamo a più 3,1% e con un saldo positivo di oltre 7.000 assunzioni solo in provincia di Padova. Noi avevamo un'economia che tirava nel mondo ed è stata fermata da una pandemia, non da una crisi economica. Poi su quella si sono innestate altre cose, ma era così. L'Italia ha saputo reagire come sempre fa, e questa parte d'Italia più di altre, proprio per la cultura di impresa che ha da sempre e anche per la dimensione medio-piccola e quindi flessibile delle nostre aziende. Bene l'export, ma non solo. Poi c'è stata una ripresa generale anche per i mercati interni, legata anche per esempio alla ripresa molto forte del turismo, che ha generato domanda e quindi le cose sono ripartite. Se preoccupano il caro energia e il ritorno dell'inflazione, sul piatto resta il tema della scollatura tra domanda e offerta per quanto riguarda il lavoro. A fronte di oltre 20.000 posizioni aperte nelle aziende padovane per il prossimo anno, oltre la metà di quei posti rischiano di rimanere vacanti per mancanza di candidati o di preparazione idonea. C'è sempre quel grande distacco tra scuola e istruzione e mondo del lavoro che dovrà essere superato e che si comincia ora a superare grazie anche alle operazioni che stanno facendo le scuole, in particolare nel Veneto e a Padova abbiamo un provveditore agli studi che sta spingendo molto sul tentativo di mettere insieme domanda e offerta.